Allora, qui siamo cantautore Mirko Stella, Katia Zito, Franco Moreno. Ciao. Questo è un esperimento socio-culinario abbinato con un'intervista che neanche Franco Moreno sa che gli farò in questo momento. Però la voglio fare in una forma, no sempre la solita cosa, salotta, cose, cioè no, la facciamo davanti al sushi, quindi in un esperimento Davanti? al sushi. Ieri davanti un sushi. Davanti al sushi. Quindi un esperimento nuovo che mi dovrei dare queste risposte davanti ad un qualcosa che non sei abituato a gestire. Quindi saranno risposte molto, come dire, alla mano. Va bene? Ma che stia cosa che Esatto. No, dobbiamo mangiare con questo. Sì, con le bacchette. con le Ma mani. si mettono le bacchette? Perché per me è un proprio. No, ci sta pure la forchetta. Difficoltà. Spezziamo. Ok. Ecco qua, queste sono. In mezzo qua. Questo qui. Uno. Così. Vai, il movimento è questo qua. Questa qua è per la colazione, la zuppa di latte. Questo Sì. è per il Il sake. sake. Di solito davanti a un piatto si discute, si hanno. Io penso che qua c'è appiccicato. No. Quando incomincia la carriera? Di Franco Moreno inizia nel 1980, però un poco prima, nel 76, io ho vinto un primo premio a Villaricca in un'edizione di Nuovi Talenti che presentai Malacatena e feci il primo posto. Vinsi una medaglia d'oro e un diploma come primo premio a questo spettacolo che si chiama Fuori il Talento. E poi nell'80 io ho cambiato nome perché io mi chiamavo Salvatore Trevi prima di Franco Moreno e poi nell'80 ho cambiato il nome e è iniziata la carriera di Franco Moreno. E adesso aspettiamo le pietanze e combiniamo quelle che sono invece le sensazioni sul momento, quelle più veritiere. Va bene? Poi riprendiamo. Mi auguro che non faccio guai come faccio sui social. Vediamo un po'. Questo è il salmone, no? Questo è il salmone marinato già, in già. arancia e qualcosa. Ma lo devo tagliare Già di sì. No, prendete la già fetta, quelle sono a fette. a quindi- pettina, vediamo Questo questo. si può fare. Allora signori, buon appetito. Buon appetito. Amen. Cagliolini. Che passa? Non faccio sa, possiamo vedere. Addio. Addio. Com'è? Che cosa sa il sughetto? È stato sempre il mio pensiero. È buono, sai. E il salmone proprio si sente. Bello, è buono. Io voglio nella pianta. È buono. Posto che vai, usanze che trovi. Usanze che trovi. Ma già abbiamo che usiamo la forchetta. Eh sì, è uno strappo alla regola. Voglio vedere. No, tu ce l'hai, oh. Non ce l'ho io. Come non ce l'hai? Non ce l'ho. Come? Eccolo qua. No, aspetta, comincia a prendere queste Poi qua. voglio mangiare la forchetta. Puoi fare quello che vuoi. Allora, queste qua le. Ma com'è bella donna, è buona sta roba, sai? Non è male. Mi dispiace che la sera mettono fatto di gamberi con pistacchio. no? Saputo, ma tu non mangi? Sì, Noi siamo, non ti preoccupare, già sappiamo dove mettiamo le mani. io. Cosa fa? No, non già fatto, aspetta. Questo si bagna un po'. Buono. È giusto per dare una. Questa è la soia, questa è la salsa di soia. Salvato. Dico santi che. Hai bagnato della soia? Anafora. La canzone che ha cambiato la vita. La canzone che mi ha cambiato la vita è Bazzute bene di Vincenzo Agrillo Gennaro Ricci e poi Maria Celeste di Vincenzo Agrillo Gennaro Ricci.
vita mia, e lo giuro, amore mio, solo tu, soltanto tu, eternamente, e soltanto una parola, a chi mai niente, nessuno, o durerà l'eternità. Cosa sono questi? I friarielli. Alga wakame. Come si chiama? Alga wakame. Questa è la loro erba di mare, marinata e turistica. E bisogna bagnarlo sempre? No, No, questa questo- però va mangiata vicino al tonno, vicino al salmone. Sì, va, non ti preoccupare. Ma come abbiamo mangiato solo uno? Sta arrivando il Non è tuo. successo ancora niente. Può fare le Questa non fa tirarielle, per però. me. No? Si può? Buona? Accompagnate a devi provare a accompagnare. So che è difficile perché credo che le canzoni siano come figli, quindi è difficile fare una classifica. 3 confini, 3 canzoni che rappresentano 3 svolte della carriera, quindi un'età, non so, gli inizi, un'età matura, un'età di cambiamento. Quali sono le tue 3 canzoni? Allora, è Impazzute bene innanzitutto, poi un cambiamento con Fai amore con uomini sposate. E poi una grande affermazione con Nufrate Grande, con mio fratello Mario Trevi. Questo è quello che mi ha dato proprio il trofeo della mia carriera. Questo qua è vuoto, no? Sì, O sì, un questo- ghiaccio si mangia. No, ghiaccio sì. Ah, già assaggiato. Ma sempre con questo? No, pure No, pure se. O così, oppure la È bagnata imbevuto un po' nel... Se sta piccante da questa. No, ma la porta. Eccola. Dolce piccante e teriyaki. Si è piccante. Mettila in mezzo così, fate con... Buono. Ti giuro che mi piace. Mi sta piacendo. senza visti certe volte. Un'esperienza nuova che... Allora, sì, che le anaffe, e se ne proprio ruogli che da 10.000 km, questa è più buona ancora la anaffe. Tu cagni l'olio, vai. Che se chi le grima là sotto. Come è venuto? Mettilo qua. Riso Venere con branzino. La benzina branzino. È buono. Però io subito dopo c'è Bella Stella. Certamente, vabbè, Bella Stella è venuta un po' dopo. Diciamo che Bella Stella non è venuta come Impazzute bene, come O fai amore con un uomo sposato, Un frate grande, è venuta per puro caso. Perché era una canzone che io l'ho composta io e Antonio Casaburi, perché io sono l'autore con Antonio Casaburi e compositore. La dovevo dare a un cantante, poi non lo so il perché mi venne in mente di farla io ed è uscita fuori. Se devo dire che era già premeditato, no, questa è la verità. Tutta gente da sapere cosa
innamorata ma la lascio sedere e non va più ora voglio stare a tuo passo sempre tu bella stella capisci una tagliatrice tu che oggi non mi voglio più nascondere oltre quanto mi sei tu veramente ma non voglio niente più ma ciò lo basta un messaggio da mano ma va bene libertà che non è che la resta come una maggio via maggio via Gamberi con salsa loro. Questi sono i gamberi. Questo sono quello là, Sempre gamberi. Sempre gamberi. Questi sono sale e pepe. Pochissimo dolce. Sai chi sono i ravioli? Questi non mangiano. Sì, questi sono ravioli di carne. Sì, ravioli al babbo. No, sono qua con la Questi sono ravioli del mondo. con la cipolla. Cipolla, sale e pepe. Ma caga. E guarda la mulla, già fa quello. Allora, tu da qualche anno ti stai approcciando con internet. Questa esperienza come l'hai vissuta e come la vivi? Ti dico la verità, non capisco proprio niente. Guarda. Se non fosse per l'aiuto tuo, che mi stai molto vicino e accanito a questa situazione, io non avrei capito nulla di questo internet, TikTok, Facebook, Instagram, eccetera. Perché non è che sono bravo, diciamo che ho qualche annetto in più ai giovani e non sono nato con internet, io sono nato con la carta, penna, eccetera. Però voglio dire che diciamo me la cavo con l'aiuto tuo. Questo è l'involtino prima me. Ma come cosa? Questo mangia c'è tanto. Questo si intinge. Ma tutta a Ecco base di qua. pesce. Ah, ok. A base di pesce. La mangio parte tutto questo. Prescindere che ma se uno viene qua, no? E non sa usare questo menù elettronico, come fa? No, no, ma è facilissimo. Sì. Perché è illustrativo. Voi girate e ci sono le foto. Quello che vi colpisce, carrello, e all'ultimo si fa invio. Ecco. Facilissimo. Diciamo il cartaceo non è una cosa, un menù e carte non... Ah, perché se potesse cucinare. Questo è vapore. Una domanda provocatoria, siccome internet è molto libero e molto, diciamo, diretto ed accessibile, ci saranno degli haters? Sai cosa sono gli haters? Sono i contestatori. Sì, vabbè, là che stanno sempre. Come diciamo li gestisci? Io in verità i contestatori, siccome che ce ne stanno un sacco, che non so se sono contestatori di loro stessi, perché quando poi vedo qualcuno che parla, che vuole discutere di qualche cosa musicale, no? È sempre qualcuno che io non conosco. E la domanda che mi faccio, dico, ma è possibile che io canto da 46 anni e non conosco questo signore che sta parlando di queste grandi cose? Perlomeno l'avrei incontrato una volta nella mia vita, invece non conosco proprio. Questo è il pane proprio. Che ne pare un fiore latte? No, pare una mozzarella, però è un pane. No, assai. Voglio no, non ce la faccio. No, è un'altra cosa mangia, no. Buono. Essere sinceri. Ok. C'è una innacciata. Mentre un messaggio a chi continua dopo tanti anni a dimostrare affetto? Ma io penso i miei fan, i miei ammiratori, quelli che amano la mia musica, per cui a quelli là io gli mando un bacio forte con un affetto veramente grande, perché amare un cantante per 45 anni non è facile. Mi diceva il grande maestro Edoardo Alfieri, fare successo è facile, mantenerlo è molto difficile, per cui grazie a voi che io esisto ancora. L'uovo. Questo è il turno. È l'uovo condensato e che latte. Ok. È il biscotto della fortuna. Che c'è, non è uovo. Non è questo. Mo questo Allora, si mo si spezza.
Che faccio? Spezzolo a metà e c'è un foglio dentro. Questo si mangia? Questo si mangia. Oh, ma a casa mangio tutte cose. Devo già mettere Cosa l'occhiolino. c'è scritto? Oggi riuscirete a far valere le vostre idee. Arezza in Quello che inglese, hai penso. parlato poco fa. mo. No. Vediamo io. Ok. Void, yes e perde. Però, amore, io non ce l'ho. Tu capisci, amore? Il mio era piccolissimo. Che cosa c'è, amore? Quando un cazzo non paghi rente. Come ce l'hai lei? Lei? Allora, coltivate i vostri talenti. Non per caso. Hai capito? Sei badito. Sarebbero li devi annaffiare. Ma che li devi- coltivate i vostri talenti. Li devi putare, Dare. li devi tagliare, li devi annaffiare. Ma vediamo tu, Mirko. Che tu mi fai? Peschiamo, Tu ci credi? Bello, Come sono, come posso credere a tutte cose. Però che bella trovata, Un regalo inaspettato ti farà piacere. Hai visto? Che sta mettendo. Che c'è scritto? Tende sarai più fortunato. Lungo fatto, tu? Con saggezza e sensibilità raggiungerete più facilmente il vostro scopo. Ok. Allora, questa ma solo chiuso. Per raccogliere la mia... È stata un'esperienza fantastica. Benissimo, si è mangiato favoloso, Si è la mangiano prima bene. volta abbiamo mangiato benissimo. E ve lo consiglio. Sì, veramente.